Sono Patrizio Miatello, parlo per conto del signor Carpin, è possibile? Parliamo. Prego? Sì. Sì, perfetto. Ma lei è azionista comunque, sì? Io sono delegato da mia moglie ok. e rappresento l'associazione Zellino Daunara Giustizia Risparmiatori. Ci siamo conosciuti a ottobre, Va bene. signor Presidente. Bene. Ecco, a ottobre io gli avevo consegnato un progetto appunto di giustizia dei risparmiatori e siamo felici che la banca ha seguito quello che noi avevamo aperto, quindi con l'azione di responsabilità. Ecco, sicuramente qua io sono arrivato un po' in ritardo perché ero in Veneto Banca e avrete sicuramente parlato di fiducia che è la cosa fondamentale, perché voi se siete qui dovreste puntare sul riacquisire la fiducia, perché se non c'è quella è inutile neanche ripartire. E la fiducia si conquista, si riconquista dopo questo dramma che abbiamo vissuto, perché quello che si sta verificando ormai è un dramma. Ecco, noi come associazione chiediamo 3 cose. La prima, casi sociali. La signora di prima, Tomasi, è una dei nostri associati. Io l'ho conosciuta 3 mesi fa e a parte il dramma del marito che è forte, però la signora, quando io l'ho conosciuta, era anche lei nel pericolo di fare dei gesti estremi. Questo non è giusto. Fortunatamente la signora ha iniziato a venire di qua e adesso ha avuto il coraggio di parlare, e secondo me è già un grandissimo risultato, perché già il fatto che uno parli, a meno non c'è il problema che faccia altri gesti. Secondo me voi come banca dovete concentrarvi su questi problemi. Lo avete già fatto. È vero che abbiamo già avuto conferma da parte della banca che ci sarà un incontro per questi casi sociali, però secondo me dovete fare uno sforzo, cioè dovete proprio concentrarvi su questo, come dovete concentrarvi sulla giustizia e le responsabilità del passato, perché chi ci ha portato a questa situazione e che secondo me ha portato anche voi in una condizione che non pensavate di trovarvi, queste persone vanno individuate, vanno perseguite e devono pagare per tutto quello che hanno fatto, che stanno facendo. Lo sforzo che voi dovrete fare è verso queste direzioni, perché la banca deve tornare a fare la banca, e per tornare a fare la banca deve avere fiducia. Noi possiamo avere fiducia se ci sono dei fatti concreti, allora possiamo evitare quello che è già partito. Ci stiamo trovando in un'apocalisse economica, probabilmente nessuno si rende conto cosa può succedere. Quindi purtroppo siamo arrivati a questo punto, giusto, sbagliato, questo, quell'altro. No, quello che dobbiamo chiedere e che chiediamo alla banca è di mettere i maggiori sforzi in queste 3 direzioni. Noi come associazione Zellino stiamo portando avanti, stiamo perseguendo gli ex vertici per l'aggiotaggio e l'ostacolo alla vigilanza. Abbiamo visto che anche la banca è andata in quella direzione, siamo felici. Quello che ci auguriamo è che si voglia veramente far pagare a chi ha distrutto la fiducia e 150 anni di sacrifici della gente. Io vi ringrazio e vi lascio il comunicato.
buon lavoro e buona fortuna a tutti. Bravo, bravo. Non essendovi altri interventi, dichiaro chiusa la discussione